Buonasera a tutti, io sono Ciccio da Campobello di Mazzara. Provo a raccontare una barzelletta. Allora, una volta c'era un dottore e siccome c'era un cristiano che aveva le verme, tagliarini, e allora chiesto giustamente, dice: dottore, ci so che fare per farmi passare queste verme tagliarini? Dice: senti qua, ci so che fare? Dice: accatta mezzo chilo di cirase e un po' di grissine. Allora chi va tu, il rivenditore ci mette il dottore, ci porta la ricetta, dice qua dice lei ha bisogno di cirase, e ci mette mezzo chilo di cirase e un po' di grissine. Se ne va alla casa e fece tutta la curetta e mette una cirase e un grissino, quando tutto venga e lui mi mangiava sempre, dice, quando passai dice dottore, non posso chiudere, dice lei mi insegna la cura, cioè intanto che le verme mangiano sempre, ci metto grissine, cirase e non passa mai, ci sa che fai, dice va a un altro mezzo chilo, dice e ne fa per un altro 15 giorni, quindi se ne va alla casa e fa 15 giorni di cura e mette una cirase e un grissino, arriva al punto che le cirase a facciare verme ci dice: ma oggi frutta niente, solo grissini ci sono. E poi c'era un'altra barzelletta dello cammello, c'era uno che si trovava nel deserto. Risponde uno e dice: ma è in vendita sto cammello? Dice: sì, è in vendita, dice, però ha un piccolo difetto, dice ogni 100 metri c'è le care testicole. Dice: è buono, dice ora me l'accatto, dice, quanto ne vuoi di sto cammello? Dice: ne voglio 500.000 lire. Sta bene, dice, me l'accatto, anche chi aveva questo piccolo difetto, dice, non è un problema, me la vedo io. E se l'ha accattata. E questo dice: ogni 100 metri c'aveva le care testicole, ogni 100 metri c'aveva le care testicole. Risponde un cammello, dice, avevo contata tutta, dice, contami, dice, lì che mi stai testicoli che cammino. Oh yeah!